mi sembra una vigilia di Mani Pulite, e mi auguro che ci sia una Mani Pulite che come allora possa risvegliare le coscienze dei cittadini. L'ingegnerizzazione del sistema di oggi consiste nel prendere i soldi direttamente dalla cassa pubblica senza neanche passare per il privato, quindi senza neanche bisogno di commettere reati di corruzione. Li prende direttamente dalla cassa che tiene in mano, e soprattutto consiste nel non fare un reato, nel fare un provvedimento, un provvedimento dell'ufficio di presidenza, una legge apposita, un provvedimento di qualche consiglio di amministrazione di società pubblica e così via. Insomma, il sistema si è ingegnerizzato a tal punto che quel che prima era reato non è più reato e quel che prima era prova non è più prova. Abbiamo deciso appunto di darci un taglio netto col finanziamento pubblico ai partiti, di darci un taglio netto con le dimissioni o comunque con l'allontanamento dalla politica di coloro che devono rispondere al magistrato, e di fare da esempio quando serve le nostre divisioni, come nel caso di specie, per risvegliare la coscienza di coloro che sono dentro questo palazzo. Io rispetto la protesta anche sotto forma organizzata come l'ha organizzato Grillo, perché sono convinto che quando c'è una massa così importante di persone che protestano non bisogna prenderselo con chi protesta ma con chi è causa di questa protesta. E vorrei ricordare che anche negli anni 90 e poi a cavallo tra gli anni 90 e il 2000, con i girotondi, con il popolo dei fax, con le persone sotto i tribunali, c'era la speranza dei cittadini che qualcosa cambiasse. A questi cittadini che oggi protestano rivolgo un accorato appello: di sola protesta si muore, perché ti prendono per stanchezza. Oggi ti lasciano protestare col fax, domani protestare con il girotondo, ma dopo 3 girotondi gira il mondo e cascano giù per te. Ti fanno protestare con una notata oppure con una goliardata, ma io credo che sia necessario in questo momento che proprio chi deve assumersi la responsabilità della gestione pubblica faccia gesti concreti, e tra i gesti concreti sia quello, nei limiti del possibile dell'umano, di allontanare prima che arrivi la magistratura le mele marce dal proprio cesto. Questo non vuol dire che lo si deve scoprire sempre prima. Io le posso assicurare che la cosa che più mi ha amareggiato è il caso del Lazio, dove dicevamo tutti bisogna prendere i giovani. Il caso che ha riguardato l'individuo del Lazio era giovane, 25 anni. Bisogna prendere persone che non hanno mai fatto politica, è la prima volta che facevo politica. Bisogna persone che hanno una storia personale anche al di sopra di un sospetto, veniva dall'Azione Cattolica. Devo fare il Pentotal, questo non l'ho fatto, il Pentotal, ho certificato penale, certificato elettorale, casellario, giudiziario, di tutto e di più. Ecco, per le prossime elezioni abbiamo deciso di fare qualcosa in più, sia per la regione Lombardia, sia per le nazionali, sia per 12 regioni. Cioè i nostri candidati li metteremo in rete 30 giorni prima che li candidiamo, e per 30 giorni ogni cittadino, elettore o non elettore, ce lo può spogliare, ci deve dire, per ogni candidato noi creeremo un apposito sito in cui c'è questa persona ha chiesto con noi di volersi candidare. È come la pubblicazione del matrimonio, per 30 giorni rimane pubblicato nella rete. Chi ha qualcosa da dire lo dica adesso, non lo dica dopo. Io dico lo dica sempre, ma lo comincio a dire se possibilmente prima, perché io più che certificati penali, certificati degli incarichi dipendenti, più che storie personali, più che rinnovamento della politica non posso fare. Dopodiché 4 occhi vedono meglio di 2, l'intera rete vede meglio di 4 occhi. Il 24 di questo mese, cioè mercoledì prossimo, avrei maturato il diritto al vitalizio. Stava cominciando davvero a diventare insopportabile stare qua dentro dopo il caso Zambetti e soprattutto dopo i minuetti da vecchia politica che al caso Zambetti sono seguiti. Stava diventando indispensabile dare un segnale, perché guardate cosa sta accadendo. Sta accadendo che Roberto Formigoni, ancora lui,
lo screditato Formigoni è protagonista dell'ultimo atto del Consiglio regionale della Lombardia. Io penso che ci sarebbe stato, c'è ancora forse per qualche minuto, non so se sia in corso ancora il Consiglio regionale, la possibilità di dare un segnale forte come consiglieri regionali, umiliati da un pezzo dello stesso Consiglio regionale nel corso di questa legislatura e spesso dalla Giunta Formigoni, dal governo Formigoni, riprendere in mano le proprie sorti.